Allora, il tempo vola, però dobbiamo dire ancora due cose. L'Expo, perché c'è stato Expo Acqua inaugurato, proprio lei era anche presente, e non è ben chiaro ancora che cosa rappresenta per i cittadini, che cosa può rappresentare per Venezia qualora lei diventasse sindaco e quindi si trova questo fiore già sbocciato, se è un fiore. Ma dispiace solo che io mi ricordo tanti anni fa un nostro illustre cittadino veneziano, molto criticato ma ministro degli esteri, aveva proposto di fare l'Expo a Venezia. Tutti contro, adesso tutti si stanno rendendo conto che forse quella era una buona idea. Caspita. Magari soprattutto fatta nelle zone di terraferma che avrebbero potuto essere, come diceva poco fa, riconvertite da certe attività industriali a attività dei servizi. Perché un po' è questo l'Expo. Io me ne sono sempre occupato perché l'Expo è la grande occasione, da una parte per presentare il prodotto turistico non solo di Venezia ma di tutto il Veneto, dall'altra è l'occasione per far incontrare le nostre imprese con imprese che arrivano da tutte le parti del mondo e trovare nuovi mercati, perché ricordiamoci che se noi resistiamo ancora, se l'Italia resiste, resiste grazie a 3 regioni, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna, che sono quelle che esportano più di tutto il resto del paese, sono quelle che hanno il 90% dell'export rispetto al resto del paese, e l'export la nostra salvezza in questo momento. Noi dall'export prendiamo un 15 miliardi di saldo commerciale positivo come Veneto, no? E anche il turismo è una fonte importante. Quindi turismo ed esportazioni vengono in qualche maniera facilitate dal fatto di avere un Expo all'interno del paese Italia. Ovviamente l'iniziativa di portare un pezzettino di Expo da Milano a Venezia è un'iniziativa da lodare, un'iniziativa interessante, perché tu hai come un pezzettino che ti valorizza Venezia. Perché questo? Perché soprattutto gli imprenditori che mi arrivano da lontano, è evidente che, possiamo immaginarci, arrivano dalla Cina, che hanno delle città che sono come dei nostri paesi e che per loro centinaia di chilometri sono come per noi un chilometro. Assolutamente. Sapere che arrivi a Venezia in 2 ore e mezza, viaggio comodo in treno, sicuramente loro verranno a trovare Venezia, verranno a visitare Venezia, quindi noi dobbiamo essere preparati. Ora, il problema di questo grande padiglione che è stato fatto in tempi record, e bisogna dare merito a chi è riuscito a farlo in tempi così veloci, più veloci che a Milano, perché i veneti sono sempre più bravi. Infatti non è vero. Alla fine questa realizzazione, il suo problema qual è? Quello della sua, diciamo, sostenibilità, perché va bene adesso, perché è tutto comprato, i biglietti, gli spazi, ci sono gli stand, ci sono le imprese e così via, però è anche molto importante che ci sia una sostenibilità nel futuro. E qua torniamo al discorso che facevamo prima. Tu a Venezia, se non hai riconosciuta la specialità, rischi di non avere la sostenibilità. Perché chi è che dà la sostenibilità? Non la pubblica amministrazione italiana che non ha soldi. La sostenibilità la danno i progetti europei oppure le imprese. E di nuovo torniamo ai posti di lavoro e alle imprese. Noi sosteniamo chi vuole, per esempio, a Marghera, progetti green. Cosa sono i progetti green? Sono progetti legati all'ambiente, tutto quello che permette di creare business nell'ambito dell'ambiente. La creazione di energia, le energie alternative rinnovabili, materiali più ecocontaminanti. È possibile. Sì, ma però deve esserci quello che noi chiediamo, lo statuto speciale, quello lotteremo per questo. È preliminare questo, e qualora non venisse... noi ce la faremo, noi ce la faremo, è sicuro, perché, ripeto, noi ce la faremo grazie a chi ama Venezia, e ahimè chi ama Venezia è soprattutto Oltralpe, e noi lavoreremo con i governi europei, troveremo la maggioranza per poter votare in Consiglio europeo dei ministri, in uno dei consigli ministri europei competente sul tema, troveremo la maggioranza per votare il progetto europeo di interesse comune. Porteremo comunque indipendentemente avanti da questo il tema dell'esenzione fiscale e sfideremo chi a Roma ci dirà di no. E lo sapranno tutti i cittadini, lo saprà la stampa, lo saprete voi, perché chi ci dirà di no lo dovrà giustificare. Perché se a livello nazionale dicono che Venezia è un progetto di interesse nazionale e dicono aiutiamo Venezia, io faccio una domanda semplice. Si aiuta Venezia nel momento in cui è Venezia che dà 1/3 delle sue tasse al resto del paese? Che quindi aiuta il resto del paese con 1/3 con quel miliardo di euro? La risposta mi sembra
palese, assolutamente. Ecco, ricordiamolo, siamo in chiusura di trasmissione, Gianangelo Bellati che si candida sindaco di Venezia, la lista è una lista, diciamo così, civica che si chiama Coesione Popolare. Coesione Popolare, lo ricordiamo. Sostenuta da altre 2 liste civiche, una Indipendenza Veneta, una Mestre Venezia, 2 grandi città, e poi c'è la Lega Nord che è l'unico partito. Perfetto, ma quello non coinvolto nel Mose. Ecco, specificare è che tutta questa cognizione di causa, perché molti la conoscono, molti altri invece non hanno cognizione, viene dal fatto che lei ha lavorato a Eurosportello ed Union Camere del Veneto, quindi segretario di Union Camere del Veneto. Imprese, assistenza alle esatto, imprese. Quindi viene da un certo tipo di esperienza con l'Europa, lavorando in Europa, esatto, non parliamo a caso, quindi questa è un po' la risposta ad alcuni interrogativi che erano venuti dalla precedente puntata. Allora, detto questo, la devo ringraziare per essere stato qui con noi, il tempo è volato, ringrazio i nostri telespettatori, a voi vi aspetto questa sera alle 21 e noi ci rivedremo presto per un altro appuntamento. Grazie. Grazie.